Buon pomeriggio dal Giovanni Maggio di Cogoleto da parte di Stefano Somariva e Alessandro Spigno. Va in scena il secondo atto della sfida tra Cogoleto e Baiardo. I ragazzi di Mister Pirovano hanno vinto all'andata per 4-2 proprio sul campo del Baiardo, quindi cominciano in discesa questo confronto. Si parte con il Cogoleto che tocca il primo pallone, attacca da sinistra verso destra. Nono minuto, va Rondinelli con il mancino dalla bandierina, tutte le torrinare alla battuta a rientrare sul secondo palo. Svetta Anselmo che al nono minuto porta in vantaggio il Cogoleto e mette una seria ipoteca sull'accesso alla finale, quindi al 10° minuto. Ancora Parodi, poi Crosetti sulla sinistra, punta Ferrando, converge Crosetti, prova la conclusione con il destro, la bellissima parata di Canciani. Errore di Granatella, può partire Rondinelli che cerca Anselmo davanti al portiere, prova la conclusione col sinistro in diagonale, chiude troppo però palla sul fondo, poi per Lombardo ancora, entra in area Lombardo, bravo Sigona, poi Bertulla, prova la conclusione, si allunga benissimo Canciani. Attenzione perché il direttore di gara allontana dalla panchina Mister Poggi. Probabilmente deve aver detto qualche parola di troppo al direttore di gara, che riesce ad andare via bene dalla marcatura. Pallone in mezzo per Crosetti che manca la deviazione con il sinistro, poi ancora Crosetti di testa, pallone alto. Anselmo va via sull'auto di sinistra, prova il cross proprio con il mancino verso Sigona, errore in disimpegno e poi il gol di Damonte Alessandro per il 2-0 al minuto 38. E davvero questo gol, se ce ne fosse stato bisogno, mette la parola fine al discorso qualificazione. Parodi va via sulla destra, il cross in mezzo proprio per Rosatelli pensa alla conclusione, lamentano un tocco con la mano da parte di Ferrando i giocatori del Baiardo, non è dello stesso avviso l'arbitro che fa proseguire. La gomitata di Orecchia su Anselmo, hanno qualcosa da dirsi due, arriva l'arbitro direttamente con il rosso, espulso Orecchia, espulso anche Anselmo. Entrambe le squadre in 10, Anselmo poi ha qualcosa da dire a Orecchia. Finisce qui la prima frazione, il risultato è di 2-0. Inizia il secondo tempo tra Baiardo e Cogoleto. Ancora Crosetti, pallone un po' difficile da controllare, poi Crosetti ci prova da fuori, pallone alto sopra la traversa, Viotto lancia Monaco, può ripartire in contropiede il Cogoleto, ormai gioca su questo, palla di Monaco per Sigona tu per tu con Varlese, Sigona cerca di dribblarlo, ci riesce e Sigona mette il punto esclamativo sull'accesso alla finale. Bellissimo il contropiede del Cogoleto, gran palla di Monaco per Sigona in posizione regolare, il dribbling su Varlese e poi a porta sguarnita l'appoggio per il 3-0. Monaco cerca ancora Sigona che entra in area, batte col sinistro, pallone largo, poteva essere il gol del 4-0. Crosetti punta proprio il numero 4 del Cogoleto, ancora Crosetti e alla fine Gaspari interviene totalmente fuori tempo su Crosetti che rimane anche a terra. Non ci sono dubbi, calcio di rigore per il Baiardo. Rosatelli contro Canciani, va col destro Rosatelli, spiazza Canciani, gol del 3-1, arrivano gli applausi del pubblico del Baiardo, sarà fondamentalmente un gol inutile quando siamo arrivati al 26esimo. E dopo 3 minuti di recupero finisce qui l'incontro tra Cogoleto e Baiardo, vince il Cogoleto per 3-1, una partita tutto sommato tranquilla, vince dunque il Cogoleto per 3-1, quella che è stata tutto sommato una partita tranquilla, escluso l'episodio di Anselmo e Orecchia, un Cogoleto che accede dunque alla finale per la promozione del campionato di eccellenza, una finale che dovrà però disputare senza Anselmo e senza Perrone, entrambi squalificati. Take you out of this place, someone you could love.